Allora, prima serata per quanto riguarda Guarda che Stella 2016, è partita finalmente questa bellissima manifestazione che raccoglie un po' tutto il territorio del Medio Friuli fino alla Riviera Friulana. Insomma, è partita un po' in sordina, però il clou deve ancora arrivare. Esatto, come prima serata è stata tranquilla, però speriamo che nelle prossime serate arrivi gente. I telespettatori di Canal Furlan possono ammirare attraverso il nostro segnale del 114 in digitale terrestre quelle che sono le specialità tipiche dei vari locali che andiamo a trovare in una serata come questa. Ad esempio, se un telespettatore arriva da voi, che specialità proponete? Allora, noi abbiamo come primo piatto abbiamo un'insalata di mare e dopo abbiamo un fritto misto del Morarat, che è il nostro punto di riferimento ristorante, e dopo abbiamo due dolci, lo zabaione agli amaretti e una panna cotta alla menta con salsa al cioccolato. Anche in un periodo estivo, così si può degustare tranquillamente queste pietà. Beh sì, comunque anche il fritto, che potrebbe sembrare la cosa un po' più indigesta durante l'estate, è sempre un piacere. Sempre un piacere mangiarlo. Possiamo dire che anche il Morarat ha sposato il chilometro zero? Beh sì, comunque cerchiamo, magari non in queste serate, però cerchiamo di abbinare sempre dei prodotti del territorio, della zona, comunque anche per valorizzarlo, È iniziata Guarda che Stella, abbiamo la First Lady di Rivignano Teò, cioè la signora sindaco. Allora, come sta andando, come la stai vivendo questo evento 2016? Sta andando molto bene, la prima serata è abbastanza popolata, i chioschi sono belli, i piatti in degustazione interessanti, per cui consiglio a tutti di passare. Senti, che piatto consigli così ai nostri telespettatori che vogliono venire a degustare Guarda che Stella con il famoso chilometro zero? Ma noi come ristorante al Morarat facciamo il fritto misto, in cui abbiamo anche la trota salmonata dello Stella, i gamberi di fiume, e zucchine, verdure, peperoni e melanzane. Insomma, tutti i gusti? Tutti i gusti. Fritto misto, tutti i gusti. Sì. Adesso ti lasciamo degustare il tuo prosecco e poi devi tornare dietro ai fornelli. Bravo, grazie. Bene. La signora dei Cais. La signora dei Cais. Hai fatto i Cais? Sì, è il nostro piatto, è il nostro... I Cais sono di che zona ca o vengono di fu? No, purtroppo no, abbiamo... A forza di buttare di Zerbà non si chiama in plui? Non si chiama in plui, però la ricetta è sempre friulana. Allora andiamo a vedere la ricetta. Anzi, andiamo a vedere il contenuto, che è la roba più... Semplice. Lumache. Da mangiare, si immagina. Lumache e condimento. Certo. E soprattutto la polente fatta in chiesa. Polente, che è normale. Anche di Soreal. E qual è il che? Non sai? Non le cagnos. Che biele, fresche, fatte con la roba di chiama. Abbiamo la polenta giusta, bella. Sai che tagliare i trippi, sentirami alle pesche, lumache alla friulana abbiamo detto, ma la specialità da trippis, mi dite che io brava a fare i trippis. Ma più di tutti i cais non si può di fare. Brava a fare i cais, se sapevi che specializzare. Anche i trippi, sì. Insomma, si fa anche cose per i giovani, Si fanno le carni, ma questi sono piatti antichi. Ecco, però la domanda che fa chiste, se volete mangiare trippe in un periodo come questo, col chialt, che si dice che la trippa è la res miglior durante il freddo. La trippa è un piatto che una volta si mangiava sempre. Cioè, sono piatti che la lumaca era estiva, però la trippa era un piatto in antichità, voi non si ricordate che sei zovis. Ma gli altri steams. I nostri tempi sono piatti vecchi che si mangiavano sempre, sia la trippa, è tradizionale. Allora mi raccomandi, che venissi io a queste feste che vai avanti fino a Ferragosto, anche dopo potete lasciare la signora, però ricordatevi Rivarotta. No, non si dice Rivarotta, non si dice Durlasse. Ecco, Triolassa. La di Cristian. Perché Trio è là. Sì. Attila l'ha lasciata in lavoro che volte. No, loro fanno pese, Rivarotta fanno pese, fanno altre... Lei a Driolassa, ricordiamo. Driolassa, sì.
sì. Allora, che passai, dalle ville. che vai a Lignan e tai per Rivignan e vedi fermarsi a Driolasse tal strette, Sì. da che è il semaforo Lampegnano. Sì, dall'incrocio. Da che è il zucco da Balli, sai? Sì, una volta, sì, come le cambiate. Dove ci sono le specialità tipiche friulane. Tipiche friulane, sì. Soprattutto i cais. Sì, ok, sì. Ok. Per Toddeo, in attesa che arrivi il sindaco, 2 battute anche da parte tua, organizzazione come sempre perfetta, siete pronti sul territorio, il servizio è garantito indifferentemente dagli scherzi di Giove Pullo. Ma sì, è una festa ormai consolidata, sono anni, ha un successo incredibile, si coinvolge i ristoranti, il rapporto col fiume Stella, i piatti. Stasera ho mangiato una trota fritta spettacolare, non posso dire ovviamente il ristorante che la fa, ma vi aspettiamo tutti in piazza. Ecco, ricordiamo che si va avanti fino a Ferragosto, sera compresa, perché qui ogni sera c'è qualcosa di particolare. Sì, ogni sera, a cominciare dal menù che è spettacolare, ogni ristorante presenta 3 piatti, da un primo, un secondo, un dolce. Sono piatti che vengono proposti tutto l'anno nei ristoranti, molti dei quali legati proprio al fiume con prodotti del territorio. Ecco, allora non resta che dire, Guarda Castello 2016, marchio di fabbrica, chilometro zero. Chilometro non zero, metri zero. Signor Sindaco, allora in tempi di crisi dove la burocrazia sta mettendo le mani allunga come i tentacoli, voi portate avanti la tradizione friulana. Beh, certo, in queste giornate di Ferragosto c'è questa tradizione molto antica che recentemente è stata rispolverata di festeggiare in piazza Rivignano. L'antico Ferragosto rivignanese adesso si chiama Guarda Castella. È importante mantenere le vecchie tradizioni della friulanità, essere orgogliosi di queste tradizioni e portarle avanti, nonostante, come dicevi, ci sia la burocrazia e ci siano i tentacoli della burocrazia, ma anche i tentacoli di un disegno perverso che mira a distruggere il Friuli, a rimuovere anche ogni ricordo. Ecco, bisogna che noi friuliani reagiamo e di fronte a questo disegno in varie forme, anche quella di riscoprire le antiche tradizioni, di apprezzarle, di amarle, insomma, per chi ha piacere in questi giorni fino a Ferragosto in piazza Rivignano, Guarda Castella sarà sicuramente un'ottima occasione di svago. Senta, questa comunità Rivignano e Teor si contraddistingue rispetto ad altre magari zone del Friuli Venezia Giulia stesso per la propria particolarità, no? Beh sì, è una comunità, quella di Rivignano Teor, che ama ritrovarsi assieme, ama riunirsi sia nei momenti di difficoltà per affrontarli e superarli, ma anche nei momenti di svago, e questo è uno dei punti di forza di questa comunità. Devo dire che essere sindaco di questa comunità mi rende particolarmente orgoglioso ed è uno stimolo anche per ricordarmi sempre quello che qualsiasi sindaco dovrebbe ricordarsi, e cioè che rappresenta una comunità e che deve difendere quella comunità e non deve mai piegarsi agli interessi dei potenti. Uno slogan per questa edizione? In piazza Rivignano si trova sicuramente qualcosa di interessante da fare, quindi lo slogan è sintetizzato nel titolo della manifestazione: Guarda che stella, venite a vedere le stelle, lo Stella che è il nostro fiume, e ad assaggiare i prodotti del nostro territorio. Qui non stanno solo a guardare ma lavorano. Non a caso la vicepresidente Elisa Zatti è già munita di guanti insieme al suo assistente Ivan. Bravo. Allora, la presidente non parla perché è timida, lei è molto più abituata a lavorare. È un accordo, non è che è timida, la presidente c'è un accordo tra di noi, diciamo, dai. Tu sei la portavoce. Esatto, sono la portavoce, sì. Senti, è partita finalmente questa edizione 2016, tutta giovane, evergreen, no? Sì, tutta giovane, infatti questo per noi è un grande orgoglio, siamo molto felici, è stata anche una sfida perché insomma siamo partiti con questa nuova squadra con anche dei piccoli cambiamenti rispetto all'anno precedente, anzi un po', quindi abbiamo sfruttato gli spazi diversamente, incentivato la zona giovane e quindi dai, insomma, speriamo che vada tutto bene. Insomma, sarà una 4 giorni tutta da vivere. Tutta da vivere, quindi venite in piazza a trovarci. Senti, uno slogan per attirare la gente? In questa agorà splendida cornice del Medio Friuli? Lui mi fa sempre queste domande, ma non è che ci sia uno slogan. Faccio giornalista io. Giusto, beh, non è Meno che le dicono. Esatto. No, lo slogan non c'è proprio uno slogan, semplicemente è un'occasione
mangiare dei piatti prelibati in una cornice stupenda, addobbata a festa. C'è un clima proprio caldo, per cui questi sono i motivi per venire. Buona musica, buon cibo e una buona atmosfera. Anche tu sei d'accordo? Allora non resta che dire, come dicono i cantanti qua, I gone, com'è che si dice? The show must go on. The show must go on, allora vai, prego. Presente quest'anno alla prima edizione, no, per voi, per quanto riguarda, seconda edizione di Guarda che Stella, no? È iniziata un po' in sordina, però la gente arriverà, no? Sì, si spera di sì. Possiamo dire insomma un modo anche per farsi conoscere. Sì, sicuramente la pubblicità aiuta. È la famosa anima del commercio. Sì, assolutamente. Cosa proponete ai commensali che vengono da voi a trovarvi con un piatto particolare, non so? Allora, come primo piatto abbiamo l'insalata di farro con seppie e verdure. Seppie dello Stella? Polpo. Polipi dello Stella. Sì, dello Stella proprio, sì, certo. Poi abbiamo 2 secondi piatti, le capelunghe alla piastra e le seppie in umido. Sempre dello Stella, mi raccomando. Ricordiamo tutto a chilometro zero. Tutto chilometro zero. Sì, Viene da Marano, dai. Viene da Marano, però sempre di Friuli, sempre della riviera dello Stella. Sempre Certo. strano. La particolarità del vostro locale? Ma noi facciamo carni cotte alla griglia e fritture prevalentemente, più abbiamo anche pesce alla griglia o primi piatti, antipasti. Volendo si può arrivare anche in barca, no, da voi? Sì, si può arrivare. Traccoli dietro sono il protocollo. Sì. È in fase di ristrutturazione, però c'è. Uno se vuole può passare. Ci arriva tranquillamente. Perché siete aperti tutto l'anno? Sì, tutto l'anno. 7 su 7. Troviamo sempre voi due? Io sì, lei al bar. No, io Scusa per venire a trovare. Una al bar, una in l'aperitivo in bar e la cena al ristorante. Allora, se andate al Parco Verde di Rivarota, se non ricordo male, andate al Parco Verde di Rivarota, andate a trovare Tania e Diana. bene. Non resta che dirvi grazie e buon divertimento. Grazie a voi.